Elvira, ma che vuoi fare? Ma ti pare un momento opportuno, disse, sì. Dopo che io posso e statela in capo poi, io ho fatto un muto. Prima che la chiesa se ne va, l'ha già scommessa. Ecco qua. Avanti. Mamma mia però. Ma che sei rotto la fogna? Fate che sta maniera la fogna. Poi c'ha tutte e tre. Allora, che sta la frutta? Ehi, è che si sempre asciugato e sta dettando a mundizzo, di. Allora. E che c'è sta come si chiama? Ah, liscia salata, le acciuche. E che si sono morti malatistico. Ma le acciughe la dici salata, ma c'è pianto, ma cuore l'andoniano. Sciamma pure la voce. Giulia, state zitti perché come sono arrangiata te lo una capa d'ammo. Sarà. Uffa. Tu riesci vicino a me, metti tutto il roba che non si cucina, non si mette in frigorifero a lunga conservazione. Sì, ma lunga conservazione non significa che ti li ha conservato e non lo cazzo mai! E secondo te, nostra figlia sapeva che ieri te sei venuta a forza di mia sorella. Io tornavo a tavola e diceva Nenne, sono venuta a cucinare gli spaghetti che ci hai portato a posto. A ragione questi frittati maccagni, no? Uno per raggio, grazie. Una a te, una a te. E che state? Questa è bella assai! Peccato che non ci abbiamo le posate adatte! Ma perché che ti serve la frutta? No, c'ho la borsa di firme! E beh, tu una cavatappo. Chi è? La frittata che vuoi probabilmente! Sì, che sta che è buono per mannaggia in ospitale! Vieni! Amaro calma, ne caso non rientro di cane per mangiare sta cosa! Ehi Che sono una uscita per fare la limitazione della donna! Questa non è cosa da donna! No! 50 litri! Amici! Pasca, fai una cosa! Senti, vedi attraverso la porta chi sta venendo, capi? Guarda! No, aspetta! I cani sanno che hanno una rimorsa! La polizia in barbone! Ecco, no, chi le cani, la prima cosa ti mettono in manetta! Posso pericoloso se viaggia. Qui, caso mai visto a Tarzan, in genere sto sotto la doccia. Allora, va buono, niente pericolo, sono tre cacciatori, se lo stanno nella parte là. Sicuro? Non ci rischi. E allora guardiamo subito. Elvira, puoi uscire? Oh, la birra è fredda! Potacci? Yes. Quella è cessato l'allarme, tutto a posto, come si bello, sa? Comunque, sentite, i vagapiglieri sono di loro scatti. Ma raccomando, se non mi vedete tornati e appicciamo un uccello a maronna! avvisate la polizia! Ehi, a così ci arresterà tutto il mondo! Viva! No, ma tu hai visto che lo sai combinato? Io spero solo che non pigliano venuto la vestita! Siete intanto va a parterito, che la pure non sa come tutto Cerchiamo di scardinare questa frittata e veniamo! C'è! Posso? Questo? Oddio! Venite! Sei venuto da signore! Oh, tu so che cosa? Oh, è morto, è spunto salmone! E ce ne mancano 4! Secondo me è morto! È morto! Te non baffa! E allora non è, sicuro! Te non baffa sangue sotto naso! Anche lottassiamo sti parole, un baffo di sangue, tutto assieme, ma che sangue! Ha capito, tutto a posto! Elvira, la scumata di sangue! E invece, facciamo entrare! C'è qualcuno? Non c'è nessuno! Ma come non c'è nessuno a rispondere? Non c'è nessuno! Dallo, l'immasciallo che dici? Ufficio, ma con chi state parlando? Con chi si cacca di? Ma sono io che sto dicendo che non c'è nessuno! Allora ti sta zitto, non mi parlare in terreno! Ma io stavo constatando! E non ne costa tanto, ti sta zitto, non mi parlare in terreno! C'è qualcuno? E non ci dite che non ci sta nessuno! Ma pure se ci stesse qualcuno, no? Guardate qua, ma che ci sta in questa cosa? Ma che te ne immagini sequestrato? Ah, ci visto? E sta pure su tavolino tutto scagliato! Ci visto pure chi? Saranno dei morti di fame. Ma poi dico io, no? Ma perché firma tanto a cambiarlo quando poi non si possono pagare? Ufficiale, tu hai sto fucile! Oh, raga, che si sono accise! Questo è proprio scemo! Ma che se ne so?
Buongiorno. Vamos sul buongiorno amici. Adesso io l'anno scorso sto chiamando a mezzo. Ma scusate, ma voi chi siete? Noi chi siamo? E sentite? Ma la legge è legge! La legge! Sì, esatto, ma perché forse stanno i carabinieri non è da venire! Ma che ride? Dice, la vista può essere una pistola! Non mi ti va andare a che se stamattina. Stia tranquillo signore, ci fate trasì, sapete, per evitarvi uno shock. Cazzo maravitorio, che mi stai facendo una cosa? Sentite, ma faccio una domanda. Un questo. Dite. Ma io ho sapito perché stiamo qua. No, ma che buongiorno, lo so. Lei non lo sa perché siamo qua. No. Hai capito? Non lo sa perché Oh, che non lo sa! Io veramente non lo so. Non lo sa! Veramente non lo so. Ma voi, stiamo qui per il sequestro. State passando niente, gesci di fare tutte e due. Sentite, qui è inutile. Ma è inutile farci una sceneggiata, tanto non ci commuovete! Bravo, ti ho fatto così! Ecco, mi stai zitta. Lei la Ma povera... come la signora, l'ho legata ma del piede, ma dire benvenuta perché che noi siamo qua! Bravo! E c'ha diritto pure questo. Obrigado aqui, non ti tiene niente! Comincia a sentirmi male veramente. Ora da chi non farà così do stomaco. Ma vai, da me trovai sul cuoricino troppo buono! Il bavaglio. Il bavaglio, che volete, ma quello senza bavaglio. Certe cose non si possono fare. Lo capisce? Ma come si fa? Non immaginate le proteste, le grida della signora? Quella era una vipera, figurate che a un certo punto, ma persino sputato in faccia a me. Questa l'ha sputato in faccia. Ed è per questo! Ai che giornate che schiarato. Ed è per questo che dobbiamo intervenire, la signora indignata e il marito, peggio ancora! E si capisce? Se io non pago, non pago rimane, non pago dopo domani. Ma uno dovrebbe capire che questo non pagherà mai. Appunto. E che ci volete fare? Ma quando un povero cristiano ci sta già col piede dentro, ma che deve fare? L'ammazza! Se la mangia la signora! E fate una gallina, signore, sì? Oggi no, lasciate che ve lo dico. Qui avete organizzato le cose abbastanza bene. Guardate qua, guardate. A casa la cane. In danno luoghi sforduti roba da te. E vedi, se l'idea per un sequestro. Nessuno lo vede, nessuno si impiccia, ma avete lasciato in giro questa fucina. Ma io che ne sapevo che voi venivate, scusate! A voi vicino vi mandavano un telegramma. Così facevate sparire pure questo. Ma lo aveva in bastoncino pure a me. E buonanotte. Buonanotte! Sogni d'oro, grazie tante signori, allora qua, grazie per essere venuti. Ma no, che lavoro non si va? Perché non mi ha salutato? Interrogo signore. Signore, lei in questo momento in quale stato si trova? In quale stato? In Italia, E va certo. fuori in Italia, ma in che condizioni? In condizioni di miseria nera, cara signora, cara compara mia, dove sei? Cioè, che mo che vi racconto la mia storia, praticamente mi sbucciare in te cose. Dunque, io volevo fare il tasso. E che è? Non so. Volevo fare il tasso, il poeta, volevo fare l'Ariosto. Ah, Mario! Ah, forma che patanello! Quello mio padre me lo diceva sempre. Tu quando diventerai un uomo e forse un grande uomo, Tanto può mettere a cucinare. tutto cambierà. E infatti, tanto per cambiare, io sono diventato Papagramma. Commisurato assurdo. Io mi resi colpevole di matrimonio premeditato. Ci pensai sopra 3 anni di fidanzamento e poi mi sposai. Una figliuola venne una ettrina. Valette una latrina. Una a protestare e trina a mangiare. Una latrina, ma pure solo mangiare. Insomma, ma volete finire che mi state facendo appicciare tutto la metro in Poi due? non l'ha fatto. Cioè, volete sapere il mio futuro? 0 più 0 fa 0. Io sono un miserabile di sicuro avvenire. Arrostetemi! E come sto? Ah, furno! E Ma manetta! non siamo venuti per l'arrosto! Che siete venuti? Avanzalo! Sentite, il rapido scizzo nella sua vita sarà stato pure molto interessante. Ma io purtroppo devo eseguire lo stesso. Ma non ho capito, ma che c'è la fucilazione? A fucilazione! No, dico, forse mi ha mandato il marito per ammazzarmi. Il marito ci ha mandato qui semplicemente per fare il sequestro
Aspettate, è la valutazione dei mobili. No, ma non il sequestro, non era cioè il sequestro era dei mobili! Mannaggia la vostra, mannaggia! E quando lo dicevano? A me non mi ha facito ricci. E allora che facciamo? Vogliamo prendere subito i mobili e le portiamo sopra altre rotte? Maronna, ma che ci avete pigliato per saponare? Ah, perché non siete sapunato? No, signore, siamo noi tutti per le cambiali che lei ha firmato. Faccio il break e non ha mai pagato alla signora Pasquale. Ah, certo, sì, ma ricorda la signora Pasquale, ma come no? Evviva la vita! E per la signora Pasquarelli! Il Pippurra! Questi qua sono dei mattaccioni amici miei che praticamente mi tengono sempre in allegria perché io purtroppo ho questo vizio di fare sempre debiti e allora è una cosa che non vi mettete paura. Questi qua non è che sono la polizia venuta per il sequestro, che so, di qualche signore che ha Ma sei asciutto scemo! Ma chi sono questi qua? E appunto lo stavo cercando di Indovina. spiegare, no? Niente, sono degli ufficiali giudiziari venuti qua per sequestrare i mobili. E ci crede che la porta che ci sta correndo. Ah, sì, era Saranno dei valori la Signore, vita signore, per piacere, se c'è una porta io devo entrare. No, veramente in questa stanza. Oh, zitto! Ho sentito un grido, ma chi è? E appunto, ve lo stavo dicendo, in questa stanza. Dici? C'è sta la mugliere che sta parturendo! Sentite come si lamenta mia moglie, quella creatura si ha messo a stuorto, quello fa le capriole nella panza. La birra è finita! La birra! La birra, ecco, no, quella la birra noi la usiamo per stimolare il latte a mia moglie. No, meno male, tua moglie è stata, è venuto un'ostetrica! Ah, il signore ostetrico! Signori! Sono l'ufficiale giudiziario! Beh, pure un bavato, che ve ne fotte, sai? Che stavere scemo! Quando stavamo scherzando, la signora Fifina qua aveva il padre nelle ferrovie, ogni tanto ci piace fare sto giro, una mattaccione pure essa. Ma quello che dico io, ma tu non la conosci, no? Ma come fai a dire che donna Fifina è l'ostetrica per mia moglie che sta là dentro partorendo? Ah! Là dentro sta vostra moglie che sta partorendo! Bravo, capito? Quella donna Fifina è un'amica mia del luogo che gentilmente mi è andata a comprare un po' di birra per mia moglie. Ma la birra è finita! Perché se ce l'avevamo ce ne davamo un po' a questo signore! Te ne zitto signore, deve fare il latte e poi lui sta pure in servizio, non si può no. fare una cosa, va a te se ne va. Momento! Questo è vostro, don Gennaro! Attenzione, in questa borsa ci sono dei preziosi! Ah no, dei preziosetti! Ah no, c'è il corredino per il bambino! Ti becchiamo, vedete che ci sta accadendo. Corredino. Ma bri. Corredino! Guardate che roba! Hai capito? Corredino! Guardate che corredino! Guarda! Corredino! Sto girando vecchio su cadino! Guardate qua! Ma scusate, ma che mi ne fai tutti questi giornali? Ah, non dobbiamo tagliare delle parole! Che dovevamo fare con questi giornali? E lo so io che dovevamo fare con questi giornali! Ma che fate? Ma dove sei andato a comprare questi corredini? A Forcella, sì! E ci hanno fatto, pacca! Ma che volete? Voi mi mettete a far certi servizi a me solo! Queste sono cose che succedono a te, io Sentite come si lamenta mia moglie, ma quando viene lo stesso? Noi siamo distrutti, siamo disparati, capito? Noi ci rendiamo conto, un momento eccezionale. D'altronde ci messo umano pure. Sapete che facciamo? Ma ci troverà una bella pensata. Ma ce ne hanno però.
Diciamo che abbiamo trovato la porta chiusa e nessuno in casa. Grazie. Voi siete un santo. Voi siete un santissimo. Bravo, bravo chi sei. Magari fosse santo. Se io potessi fare un miracolo, no? La verità, signore. Ma qua. Se io potessi, la facessi diventare Maronella. A me! Sì, a voi. Per esempio, voi permettete, per esempio, azzeccasse non mi ha dato la cita proprio, ma mi è stato impressionante. Facito, mettesse tutto i soldi a dare, tutto qua. Dannanza, re. Ma purtroppo io non sono né un santo e ne sacci fare miracolo. Non mi, è un mio. A proposito, rimane, facete tu i soldi e cambiare la signora, perché rimane, non bene ne amerò di là, e ne amerò di pompei, che nemmeno io non ce n'ho. Buonasera. Buonasera. Capite, rimane chi strano, si ci trovano. State zitti, che lui avevo capito tutte cose e chi stai? Certo, ma non poteva mai imparare una cosa in vita mia. E intanto voi che là dentro che lo facevi? E quello ci resta da fare una sola cosa, ci resta da fare. Non ti mettere in capo che può violentare, signore! Ecco che pare che sto in grado di violentare qualcuno, sì. Qua dobbiamo fare solo una cosa, dico. Ma con te non faccio proprio niente. Ma fa, picchia, libera la signora e facciamo una va. Facciamo andare tutti i giornali. Guarda qua. E com'è? Pagato riscatto di 800 milioni per il rilascio della figlia del re delle patate. Pagato riscatto di 1 miliardo per il figlio del re dei cornuti, addirittura. Amore, pagato! Ma allora chi se la mise a posto e candidi queste cose, questo ci vuole pure sfottere! Ehi, ma io l'ammazzo a chi sei? E a chi sto cervo? La già scappato tutte le la pietta! Calma, non c'è una Calma, questo si dovrebbe denunciare a questo sadico morale, a questo figlio di Nerone, imperatore! Brava, ma che tanto c'è le cose non si è fatta da! La signora sta lo stesso. Va bene, allora facciamo una cosa. Pasquale, io la rete fresca, piglio la cugina e porto qua. Ma come ti dico la mia gira Pasquale e mi faccio fatto che la strada appena? Perché Pasquale ultimamente fa i viaggi, sì. Un passaggio qui. Prima di andare una mano a buttare il furgone, perché non fa? Pasquale, dice che il furgone non va. C'era il viaggio, che si troppo sta, ce n'ha mai pure a bere, Ecco re, i giovani leoni non ci stanno. No, verità, c'è che da buttato fuoco, ci deve stare che parte. Allora siamo rimasti solo soletto. Ma perché che buffo? Aspetta un momento. Grandissima delinquente Cannunziata. Tu prima mi hai battuto solo perché tenevi in mano attaccata e non mi potevo difendere. Ma signor! Ma qua signore e signor! Io sono la figlia della mannare e tu solo chiami e gli amo. Vieni qua, vieni mo vicino a me, ti faccio le icchi da Madonna, e come faccio? Come faccio? Ma che sta? Ma signor se l'ha più! Ma che sono fotti? Ma che sono soldi? Allora che veramente ha fatto miracolo! Maronnell'arca mia! Quella paradella! Chi? Se sono che soldi lo riscatto! Ma che fatto? Te l'hai nascosto? Mi s'accirano! Quindi cosa che è? Siamo stati vestiti! Aspetta, ma Vabbè! subito pigli un sacchetto e la misura! Scema, quale sacchetto? Pigli la coperta, Ti sacchetto! stava meglio, capito? Vabbè, se non avrei di lui e mi vedo tutte vestite uguali qua! Allora, mia bella! Ma povera la devo trovare! Aspetta! Maronnell'arca mia!
Ma insomma, ma che ti lo cervello da passaggiare a rotelle, sì, mi già ti ma che sti guai! Pazza! Pazza! Gemo! Ma insomma, ma tu lo capisci, no? Che se questo Pasquale e Nicola vengono a sapere qualche cosa, diciamo a figlio all'estero, io il problema è solo mio, perché come parla tu stai a posto, non ti capisci né qua e non ti capisci neanche là. State zitti, che sta Nicola Batterini, non ha luccato, sai? A parte fatti essere devoto Mario, ma quello succede uno scandalo, corre la gente, corre le guardie. Addirittura, e nemmeno per mancare una bottiglietta di Soir de Paris. Elvis, Soir de Paris. Ma che tu sapevi che su Re Parigi si mettevano profumo? Ecco, non sapevi che il monaco si mettono quando il vescovo le invita alle serate danzanti. Oh, vero, fanno il feste dove scuvate. Ma che dice? Se no, facciamo a tutti quanti può capitare che esce una bongolavo. A te ti esce nel bongolo, a me si fanno i capituni in davanti. Mannaggia la verità, quello perciò uno perde il controllo, perché con tutto questo nervosismo, tutti i miei sforzi vengono frustrati. Addirittura giù frustato. Ma tu si sta scendendo. Tu volessi che hai scendesse solo a cattare carta igienica e barrecchine? E allora sì, noi vado al pellicciaio, dal gioielliere, all'atelier. Ma io voglio solamente andare a Stan, a da Pim, a cantare qualche vestitiello a mia annunziente, ecco. Ma insomma, in questa casa non si ragiona più, ma noi avevamo deciso così bello di dimostrare una miseria nera come la pece e grigia come la cenere. Bravo, ma ha scegliito pure in gradazione il culo. Ma non capi, io no, queste cose danno nell'occhio. Sì. Per esempio, hai di fare la coscia. Che già fa? Hai di fare la coscia. E quella? E bamba. Ma volessi che ti facesse pure una lambada? No, ma è di un ambano. Ma mi mette cazzarrete? Così a pisciare, guarda. Leva sti pisciami e ma qua buono, ma tu Guarda, tu c'avevi sempre la calza che era tutta sfilata. Ma com'è che parare come l'uomo sa? Ma secondo te, noi teniamo 100 milioni per fare più schifo ai primi? Ma quando è? Quando è che potremmo spendere una fetente lì? E te l'ho detto, dobbiamo aspettare il momento opportuno. Sì. Il momento opportuno, che so, quando ci sta una vincita anonima al Totocalcio, oppure che so, muore un parente nostro e noi possiamo dire che abbiamo avuto una grossa eredità. Ma che colpa mia se la vita si è allungata. Aggiuntate una cosa, ma perché non ci inventiamo un decesso? La cala che la mano. Facciamo pure a coccarone. State zitta, sta. Meno male, un po' di pace, sei stata un po' zitta. Zio Gesualdo per esempio. Ma che zio Gesualdo? Ma chi lo zio Gesualdo era di Trieste? Ma che ne sono 30 anni che non avevo notizia. Quello è uno zio sperduto. Appunto, a così non cerchi nessuno. E poi, secondo me, chi ritornare a 90 anni se non è morto pure. Senti, oggi pensate una cosa. Ma sai che faccio? Mo io non zitto, scendiamo e andiamo a fare spesa. Quando torniamo, tu ti fai tua chiagnetta e dici che hai avuto la notizia che è morto zio Gesualdo e ci ha lasciato 100 milioni. Allora sai che faccio? Aspetta, prima svengo. Sì, poi canta, poi zompa. Poi ti portiamo manicomio verso. Ma allora tu non vuoi proprio fare? Tu non piacere mi ha fatto Elvi, gli asciuga la lingua. Ecco qua, hai aggiugato pure che tra la fondona, Grazie Nico, grazie. Con quello che costano gli idraulici oggi ci hai fatto avere un grande piacere. Ma intanto vi è stato leggendo il giornale? Madonna Nico, ci tiene a capo. Non vedi, io rammento. E poi scrive le sue memorie. Guarda qua. Sto pagliaccio continua a dichiarare che ha pagato una grossa somma per il riscatto della moglie. Ah, Nico, ma io l'ho detto pure a Pasquale. Questo può scrivere tutte le palle che vuole lui, tanto mi crescono i rapitori e dice siamo stati noi, però non abbiamo avuto neanche una fetente lira. Se non ci
pensi a che lì povere piante? A voglia se secca. Mamma, ma vorrà una mano. Sì signor, o se no tu fai la doccia a Don Andrea che adesso stiamo bene. Uffa. Senti Nicola, non ci pensiamo più. Quello tanti soldi nella vita non sono tutto, come si dice, i soldi non fanno la felicità. Vabbè, ma io non tanti sa nessuno che felice senza allenare che ripete. Ha fatto la pensata, dai, ha fatto. Giannati, ma tu puoi sapere, chiamami pure fesse, ma a me quasi quasi del denaro non mi importa proprio niente. Bravo. E da quando siamo stati in quella maledetta casa di campagna, io ci penso solo la notte. Bravo. Gianna, io che la femmina tengo se mannaggia a lui. Bravo. Che faccio? Che la femmina è tutta attaccata, imbavagliata agli occhi miei, è diventata un'eroina. Adesso è diventata un'eroina e tu sei diventato un cretino. Gianna, io che la femmina non mi scordo più. Bravo. Ma niente, se fosse innamorato della signora. Gianna, ma quando mai che una volta, quando siamo soli a essa, mi chiese di sbavagliarla un poco. Poi mi chiese di chinarmi su di lei. E quello che succederà a roba tu non ti puoi nemmeno immaginare. No, io me l'immagino. Ti sputai in faccia. No, mi baciò. Come? E qua sulla bocca. Capita, striptease, che ci teneva. Gianna, tu ripeti, a me il denaro non mi importa proprio niente. Bravo. A me il denaro fa schifo. Gianna, e pure l'uomo non mi fanno schifo. Cattivo, questa è omofobia. Sì, ma io che la femmina non l'ha già venuta con te. E che sei sciumito? Gianna, ma quando vai già? State zitto Nico, ma tu non riesci a capire, tu hai avuto, come si dice, come un raptus di natura rattiale, per cui tu ti arrattiasti un po', ma non ti devi grattare più, hai capito? Ti gratto io. Vabbè, passi a Gianna, ma sai che faccio? Ma me ne vado, torno più tardi con Pasquale e ci facciamo il solito scopone. Niente scopone, stasera mangiare sentieri. Non era retto Nico, quello come si dice, la ragazza è una poca risposta. No, io ho un po' da roba onesta, mi è dabba. A quando? Vabbè, Gianna, io mo me ne vado. Sai che la televisione a me mi è antipatica, io fa apposta. Poi ci sta sempre con la signorina che quando esce all'andino pare che parla proprio con me. Allora adesso trasmetteremo a colori, no tenga marraggia, capito? Ma ti pare che con bilancio familiare che ci abbiamo ci possiamo comprare una televisione a colori, no? No, a me distende, specie quando arriva mamma col tè freddo, la granita di limone e i biscottini. E mi dispiace mamma, ma adesso tutte queste piccolezze non le possiamo fare più. Perché pure questo per essere un po' bilancia familiare. A me, per cena, basta pure una felle pana e 1 milione. Milione? Ma che hai detto 1 milione tu? Il formaggino, papà. Il formaggino milione! Mannaggia, io che mi ero pensato che quello si voleva mangiare 1 milione in mezzo al pane! È che no, 1 milione è indigesta, mamma! Ma Ricky, tu scegli proprio a formaggini che si chiama milione! Tutt'anda a milione ai formaggi! Ecco, l'uomo, la stima di un'amica! Ma a me non me ne importa 3 milioni, io sono ricca, ricchissima. E stanno in questa casa ricchezza mia. E non me ne ho mai accorto. E vi chiedo pure scusa. Ma chi te l'ha detto? Ancora, papà, ancora mi ha portato spino. Hai capito che se sei un cuore che parla e porto pure spino, proprio seccio, proprio. E ricchezza mia, siete voi, tu genitore onesto. Ma sa niente! Ah, guarda! Mangio pugno!